Assessore alla cultura De Gregorio Maria Teresa, un marzo trevigiano all'insegna della cultura e di Dante. Sì, è un marzo trevigiano all'insegna della cultura, dove predomina ovviamente Dante, perché questo? Perché c'è il Dante D, ormai riconosciuto e celebrato in maniera ampia a livello non solo nazionale, che cade ogni 25 marzo di ciascun anno, e quindi come amministrazione comunale abbiamo inteso creare questo percorso dantesco attraverso degli appuntamenti che si articolano durante il periodo di marzo, per culminare ovviamente nel Dante D il 25, ma che con una coda il 28, laddove c'è una vera e propria lettura collettiva dantesca da parte degli studenti delle scuole trevigiane. Questa operazione culturale, questo percorso è stato realizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri, che è diffusa in tutto il territorio non solo nazionale, internazionale e mondiale, e che per noi quindi è stato veramente un partner straordinario, e di questo ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare la Presidente Vincitorio. Grazie.